L'assessore Boraso ha chiesto un patteggiamento di altri 10 mesi per il filone di indagine che riguarda tra l'altro le trattative di cessione di Palazzo Papadopoli. La pena totale salirebbe a 4 anni e 8 mesi, prossimo udienza il 22 dicembre. Ancora nessuna certezza sui risarcimenti per i danni provocati a cittadini e imprese dall'alluvione che colpì Mestre ad agosto. Si attendono 6 milioni di euro. Inaccettabile l'attacco del senatore Dem Andrea Martella. Furti e scassi a negozi automobili con Grimaldelli e Uncini, operazione congiunta di carabinieri di Meolo, San Donà, Jesolo, Cavallino e Venezia che ha portato al controllo di circa 40 persone e 30 mezzi, 4 i denunciati. 4.000 euro in contanti e 1 chilo di cocaina in borsa, notato dai carabinieri di Portogruaro, ha abbandonato la macchina ed è scappato. Pugni, calci e morsi ai militari dell'Arma, arrestato un trentenne. Continua la mobilitazione per la liberazione di Alberto Trentini, in carcere in Venezuela da più di un anno. Amici e parenti auspicano il suo ritorno per Natale e indicano per questo un'iniziativa pubblica per il 13 dicembre. Con oggi si è conclusa a Motta l'esercitazione che ha visto coinvolte oltre 20 rappresentanze, 200 rappresentanze di eserciti della NATO distribuite tra Veneto e Friuli, con al centro la base del Simic Group lungo il Livenza. Buonasera, edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3 che si apre con l'inchiesta Palude. L'ex assessore Boraso ha chiesto un patteggiamento di altri 10 mesi per il filone di indagine che riguarda tra l'altro le trattative di cessione di Palazzo Poerio Papadopoli. La pena totale salirebbe a 4 anni e 8 mesi. L'ex assessore Renato Boraso ha concordato con la Procura di Venezia una pena di 10 mesi e un risarcimento di 37.000 euro per presunta corruzione nella vendita di Palazzo Poerio Papadopoli ed altre accuse di turbativa d'asta rimaste fuori dall'ordinanza di custodia cautelare. L'accordo raggiunto dall'avvocato di Boraso con i pubblici ministeri porterebbe ad una condanna totale di 4 anni e 8 mesi per l'ex assessore, sommandola ad un primo patteggiamento di 3 anni e 10 mesi e 400 euro di multa per 12 accuse di corruzione. Prima però l'accordo dovrà essere approvato dal GUP che si esprimerà il 22 dicembre, esattamente 10 giorni dopo l'udienza preliminare dell'inchiesta Palude, in cui comparirà anche il sindaco Luigi Brugnaro per la trattativa di vendita dei terreni ai Pili e per la cessione di Palazzo Poerio Papadopoli al magnate di Singapore Chin Kiat Quong. Nell'udienza di oggi hanno chiesto il patteggiamento anche Carlotta Gislone, la sua società, la Mafra SRL, il dipendente comunale Gian Roberto Licori e gli imprenditori Nievo Benetazzo e Jacopo D'Alio. Comune di Venezia e città metropolitana si sono costituite parti civili. Non c'è ancora la certezza dei risarcimenti per i 6 milioni di euro di danni provocati a cittadini e imprese dall'alluvione che colpì Mestre ad agosto. Per il senatore Dem Martella un ritardo e un'incertezza inaccettabili. Per i risarcimenti ai cittadini e alle imprese danneggiate dall'alluvione che ha colpito Mestre nel mese di agosto siamo ancora a Montefonda, ancora non c'è certezza, si dice che se ne parlerà il prossimo anno e continua ad esserci una trafila tra la Regione, Roma e il Comune di Venezia. Sono passati quasi 4 mesi da quando un'alluvione colpì Mestre provocando danni per più di 6 milioni di euro e per i risarcimenti non si ha certezza non solo dei tempi ma nemmeno del loro effettivo stanziamento. Il Comune invia la documentazione in Regione, la Regione la gira alla Protezione Civile Nazionale, la Protezione Civile Nazionale attiva le ispezioni dei tecnici per accertare e poi decidere se dichiarare lo stato d'emergenza. Una situazione di attesa e di incertezza più volte denunciata dal senatore Dem Andrea Martella. È una situazione inaccettabile per i cittadini che devono avere i risarcimenti necessari e tutto questo avviene mentre in Comune si occupano del rimpasto di chi entrerà in giunta e di chi andrà a occupare questa o quella poltrona. Sinceramente tutto inaccettabile. Furti e scassi a negozi e auto con Grimaldelli e Uncini, controlli congiunti dei carabinieri che hanno controllato una quarantina di persone, 30 mezzi, 4 i denunciati. Hanno rubato da supermercati, automobili, negozi di abbigliamento e di articoli per la casa. Un bottino di pochi spiccioli, il più alto di circa 100 euro. A valere però sono i danni provocati dai malviventi. Sono stati tutti furti con scasso utilizzando bastoni uncinati, grimaldelli e chiavi falsificate. L'operazione congiunta dei carabinieri della compagnia di San Donà, Venta di Piave, Meolo, Eraclea, Jesolo e Cavallino ha portato alla denuncia di 4 persone, un uomo di 53 anni e una donna di 43 per ricettazione
aggravazione porto ingiustificato di chiavi alterate Grimaldelli, una 23enne italiana per furto aggravato perché presunta responsabile di furti commessi da supermercati e in un negozio di abbigliamento. Non ultimo un 26enne di origine straniera, anche lui denunciato per furto, sorpreso in centro a San Donà di Piave mentre rubava oggetti dalle auto parcheggiate. La città, infatti, è il luogo più colpito. Fenomeni predatori purtroppo sono presenti e sono abbastanza diffusi. Dai dati che abbiamo noi il fenomeno è comunque in calo rilevante rispetto agli anni scorsi. C'è chiaramente la percezione della criminalità, però i dati in qualche maniera ci confortano. È la sicurezza uno dei temi portanti dell'amministrazione, installate delle telecamere che in precedenza hanno permesso anche di rintracciare i responsabili di atti criminali. Abbiamo oltre 150 telecamere intelligenti sul territorio che identificano targhe, visi, che ci consentono poi di andare a colpire con precisione i fatti successi e anche con finalità di dissuasione. 2 fatti eclatanti di quest'anno, un incendio doloso e un'aggressione, sono stati risolti grazie alle telecamere. Statistiche alla mano, i furti scendono ma salgono i fenomeni di microcriminalità legati alle baby gang. Fenomeni di piccolo spaccio, qualche piccola rissa, disturbo alla quiete pubblica. Un fenomeno che ora ci sta preoccupando parecchio è questo della microcriminalità giovanile. Sono delle situazioni che non sono allarmanti dal punto di vista del pericolo concreto, che però creano un rilevante disagio a livello sociale. Intercettato un bando europeo che permetterà di costruire un'educazione mirata su strada. Riuscire ad avere degli educatori di strada, è un bando finanziato dall'Unione Europea, coprirà tutto l'ambito sociale tra San Donà e Portogruaro, e questi educatori di strada cercheranno di andare a prendere questi ragazzi, soprattutto quelli che hanno comportamenti un po' più preoccupanti, per cercare di coinvolgerli in attività utili. La Guardia di Finanza di Udine ha portato a termine una vasta indagine su appalti irregolari per oltre 1,6 milioni di euro per la fornitura di scuolabus, denunciati 18 funzionari di 14 enti locali delle province di Udine e Pordenone, interessata anche la provincia di Venezia. Il responsabile delle vendite di una ditta veneziana fornitrice di scuolabus, la Stefanelli SPA, si presentava dai dipendenti comunali per promuovere i propri mezzi, proponendo un aiuto nella predisposizione del capitolato d'appalto. Con la connivenza dei funzionari veniva predisposto un bando di gara con specifiche tecniche altamente dettagliate tali da limitare al massimo o azzerare la concorrenza. Successivamente la Stefanelli partecipava alla gara e ovviamente se la aggiudicava. Per questo 18 funzionari pubblici di 14 comuni delle province di Udine e Pordenone e l'agente di vendita sono stati segnalati alle rispettive procure della Repubblica per il reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. Nel corso di indagini di polizia giudiziaria già in corso nei confronti di un comune della provincia di Udine è stato accertato come un dipendente di una società che operava nel settore degli autobus avvicinava i funzionari di questi comuni proponendo l'acquisto di scuolabus, quindi presentava un preventivo talmente stringente che poi veniva riportato nella successiva gara d'appalto, che di fatto individuava questa concessionaria come unica fornitrice degli scuolabus. Questa indagine è partita quando? L'indagine è partita nel 2022, gli appalti sono relativi al periodo 2018 e 2020. I comuni coinvolti sono Premaria, Quarta Terme, Dignano, San Pietro al Natisone, Rive d'Arcano, Prato Carnico e Taipana. Per il pordenonese Andreis, Montereale, Arba, Travesio, Cavasso Nuovo, Aviano e Pinzano al Tagliamento. Gli appalti irregolari valgono oltre 1.600.000 euro. Sì, diciamo che ogni singolo autobus tendenzialmente andava dai 90 ai 130-140.000 euro in base alla tipologia. Il Tribunale di Udine ha già definito in primo grado 4 procedimenti penali, di cui 2 conclusi con sentenze di condanna e 2 con richieste di patteggiamento. Indagini e procedimenti analoghi negli ultimi mesi si sono verificati anche nelle province di Gorizia e Belluno. Un 30enne è stato arrestato perché in possesso di cocaina e più di 4.000 euro in contanti. Fermato dai carabinieri di Portogruaro, ha posto resistenza con calci, pugni e anche morsi. Nella borsa tracolla 1 chilo di cocaina e più di 4.000 euro in contanti. Un 30enne italiano di origine straniera è stato arrestato dai carabinieri di Portogruaro per detenzione ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.
Nella notte del 28 novembre l'uomo, dopo essere stato notato a bordo di un'auto lanciata ad alta velocità nel centro abitato, ha tentato di sottrarsi al controllo, spegnendo i fari e abbandonando il veicolo. Dopo una breve fuga a piedi è stato raggiunto e bloccato dai militari, non senza difficoltà. Avrebbe infatti colpito gli agenti con calci, pugni e morsi. La perquisizione in casa ha permesso di recuperare anche hashish, marijuana e materiali per il confezionamento. Il trentenne è stato condotto al carcere di Pordenone. Voltiamo pagina, continua la mobilitazione per tenere vivo il sostegno alla famiglia del cooperante veneziano Trentini. Sabato 13 dicembre una grande iniziativa a Mestre. Si sta avvicinando Natale, il secondo, sempre in attesa di Alberto Trentini, il cooperante veneziano, arrestato in Venezuela senza alcuna accusa formale il 15 novembre 2024, da più di un anno. La richiesta e la speranza degli amici e della famiglia è che Alberto possa essere rilasciato quanto prima di Natale. Un anno e più in carcere senza colpe, liberatelo subito. Questo è il titolo della grande iniziativa pubblica che si terrà sabato 13 dicembre alle ore 11 a Mestre al Centro Culturale Candiani. Ci saranno i familiari di Alberto e gli amici, Ottavia Piccolo, Beppe Giulietti. Interverranno in videocollegamento Carlo Berdelli, editorialista del Corriere della Sera, e l'avvocato Alessandra Ballerini, legale delle famiglie Trentini e anche Regeni, Pacciolla e Rocchelli. Coordinerà l'incontro l'ex parlamentare Nicola Pellicani. Questa nuova mobilitazione è organizzata dall'Associazione Articolo 21, sempre in prima linea, con la fondazione dedicata a Gianni Pellicani. Anche oggi, come tante altre volte, come Articolo 21 abbiamo portato la solidarietà, un abbraccio alla famiglia Trentini al Lido di Venezia, ed è una famiglia sempre più addolorata. Altro che criticarli per i loro toni. Sono sin troppo gentili. Se Alberto non verrà liberato a breve, si avvicina sempre più purtroppo il rischio concreto che questo possa essere per la famiglia e gli amici il secondo Natale di angoscia senza la liberazione di Alberto. Hanno già aderito alla mobilitazione Amnesty International, CGIL, CISL e UIL, dunque i sindacati unitari, Emergency, Medici Senza Frontiere e ANPI. Altre adesioni stanno arrivando. Il cooperante francese è stato liberato, era in carcere dal 26 giugno. L'Italia farà lo stesso, farà sentire la sua voce. Anche la famiglia Trentini si augura che l'Italia voglia imitare la Francia e che Alberto possa tornare a casa finalmente. Dopo un'attesa lunga 4 anni è stato presentato il progetto di riqualificazione del ponte della Fossetta che collega Chioggia a Sottomarina, un tratto stradale atteso dai cittadini. L'amministrazione promette il termine dei lavori entro la fine del 2027. Quando si è deciso di intervenire il problema non era solamente il ponte ma anche tutto il luogo, tant'è che poi alla fine, d'intesa con la soprintendenza, l'intervento si è allargato al ponte, dal ponte al luogo, anche perché c'è un cippo straordinario di cui ce ne sono pochi in giro e che addirittura oggi ha del turismo mirato. Il ponte della Fossetta ora ha un progetto sul quale basarsi per la sua futura realizzazione. Chiuso dal 2018 per problemi di agibilità, ora è possibile percorrerlo solo a piedi o in bicicletta. Costruito subito dopo la Prima Guerra Mondiale, è un ponte di rilevanza storica. Bisognava coniugare il mantenimento dell'impianto architettonico rispetto a una sicurezza strutturale. Per questo progetto effettivamente ci sono voluti diversi soldi. E ricordiamo, sulla fase iniziale del progetto erano sotto i 3 milioni, siamo arrivati a 4 milioni e qualcosa per portarlo a completamento. Ovviamente il lavoro che è venuto fuori un lavoro importantissimo, bello anche da vedere dal punto di vista, ma soprattutto funzionale per quanto riguarda, diciamo, il ripristino anche soprattutto della viabilità. Un progetto che il sindaco conta di vedere ultimato entro la fine del 2027. Un primo passo avanti, quello della stesura del progetto, diventato simbolico per l'amministrazione a guida Armelao. Si inizia praticamente con il progetto di fattibilità tecnico definitivo, che è quello che sarà pronto entro gennaio, al massimo i primi febbraio. Sulla scorta di quello si andrà a gara, praticamente si metterà a gara, diciamo, l'importo che verrà fuori per l'appunto dall'analisi del progetto complessivo, e in tempo 6 mesi è prevedibile che riusciamo ad affidare i lavori all'impresa. Il ponte darà la possibilità di passare a barche e barchini e avrà una passerella pedonale e ciclabile. Il ponte della Fossetta era utilizzato come collegamento per evitare il cavalcavia di Borgo San Giovanni. Tutta la mobilità infatti si spostava su via della
della Fossetta per andare a Sottomarina e che dal 2027 si conta di poter tornare a percorrere. Diventerà un luogo dove la gente andrà, io penso ai bambini che andranno a giocare, agli anziani ovvero i diversamente giovani che si siedono in panchina. Io credo che il luogo vada vissuto. Con oggi si è conclusa Motta di Livenza, l'esercitazione che ha visto coinvolte oltre 200 rappresentanze di eserciti della NATO distribuite tra Veneto e Friuli, con al centro la base del CIMIC Group. La NATO deve essere coesa, la coesione tra i vari eserciti passa sempre attraverso l'addestramento e passa sempre attraverso la condivisione delle esperienze. In questo senso si è svolta l'esercitazione AD25. Per 10 giorni tra Veneto e Friuli si sono messe a punto le operatività tipiche del CIMIC Group di Motta di Livenza, che ha il compito di dare ai centri di comando la visione più chiara possibile degli scenari di guerra, tenendo conto non solo degli eserciti ma anche della popolazione civile. L'esercitazione non riguarda solo il Veneto o solo Motta di Livenza. Sì, è vero, siamo schierati anche in area friulana, nel nord-est, quindi nella zona di Udine. Abbiamo toccato le città di Osoppo, abbiamo trovato vari insediamenti lì con la popolazione locale, abbiamo interagito. Noi vogliamo rendere i nostri operatori particolarmente capaci nel dialogo e nella negoziazione, per cui abbiamo una forte interazione con la comunità locale, dove gli amministratori locali, gli esponenti delle istituzioni locali si prestano effettivamente a fare da attori, ma nel loro ruolo, e creano le condizioni di difficoltà per i nostri operatori che devono imparare a mediare. Come nell'esercitazione che ha visto protagonisti i lagunari, che simulava un bombardamento ad una struttura lungo il fiume dove gli uomini del CIMIC entrano in contatto con i responsabili civili del luogo per poi riportare la situazione a chi deciderà come agire. In tutto questo è importante la rete di comunicazione e di coordinamento da queste tende operative. Con i moderni conflitti in corso le decisioni vanno sempre più ricercate in maniera rapida. La cosa importante è che bisogna saper decidere bene e rapidamente. 20 gli eserciti coinvolti tra appartenenti alla NATO e da nazioni partner, con oltre 200 uomini operativi nei diversi scenari. Quando parliamo di operazioni militari, soprattutto a livello internazionale, il dialogo che si instaura tra la componente militare e la componente civile serve a generare sinergie. È la testimonianza del fatto che il Multinational CIMIC Group fa le cose per bene ed è riconosciuto universalmente come capacità primaria dell'Alleanza Atlantica. Il Comitato Paralimpico del Veneto firma con le Università di Venezia, Verona e Padova la dichiarazione di intenti stabilita dal decreto progetto di vita per un approccio multidisciplinare al mondo paralimpico. Un provvedimento importante promosso dagli organi governativi che mette assieme tutti i provvedimenti che riguardano i diritti delle persone, quindi la salute, l'attività lavorativa e l'istruzione, e a questo aggiungiamo anche l'ultimo diritto acquisito nel 2023, cioè lo sport, all'interno dei percorsi di vita delle persone con disabilità. Si tratta del decreto legislativo 62 del 2024, ma convenzionalmente conosciuto come progetto di vita. Un decreto che stabilisce un approccio multidimensionale alla disabilità, focalizzato sui bisogni e il potenziale individuale della persona in un sistema che interagisce tra enti, istituzioni e varie competenze. È da questo che è nato il convegno, che ha avuto l'obiettivo di mettere in rete istituzioni e università. Con la firma degli 4 Atenei veneti chiudiamo e coloniamo un percorso che ci vedrà a proporre una politica integrata relativamente al progetto di vita. Il Comitato Paralimpico Veneto e i rappresentanti delle Università di Venezia, Verona e Padova hanno siglato dunque una dichiarazione di intenti per la realizzazione di un percorso formativo interateneo dedicato al movimento paralimpico. Firmiamo per ragionare su un possibile percorso di alta formazione, e quello che vogliamo però fare in generale è cercare di favorire e di propagare i valori dello sport paralimpico anche all'interno dell'ambiente universitario. Come Ateneo del progetto noi affrontiamo il tema dell'accessibilità e dell'inclusione in tutte le sue forme. L'aspetto interessante di coordinarsi con altri Atenei. L'idea è stata quella di mettere insieme le competenze trasversali dei quattro Atenei con l'aiuto della Regione per creare proprio un lavoro transdisciplinare
per intercettare non solamente lo sport paraolimpico ma tutte le persone con disabilità. Ci specializzeremo, ci stiamo già specializzando nella valutazione e nella prescrizione nella disabilità. Trattare dunque la disabilità come una condizione e non come una mancanza di qualcosa. Una condizione che oggi in Europa coinvolge ben il 23% della popolazione sopra i 16 anni e che per quanto ci riguarda qui in Veneto si occupa quasi del 6% della popolazione, quindi ha un impatto importante all'interno del nostro territorio. Parliamo più di 374.000 persone con disabilità. È ripartita la rubrica dedicata a voi e alle natività realizzate da nonni, nipoti, genitori e associazioni. Vi ricordiamo che basta inviarci dei video della durata di almeno 20 secondi realizzati tenendo il cellulare in orizzontale. Se vorrete potrete anche fare una breve descrizione del presepe e registrare i vostri auguri. Il numero WhatsApp a cui inviare il tutto è sempre lo stesso, eccolo, 351 1755 340. Specificate il vostro nome, cognome e il vostro comune di residenza. E con questa notizia termina la nostra edizione del telegiornale veneziano. Adesso la sigla e subito dopo le previsioni del tempo. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata.